Dennis, Mellis, non dirmi che È proprio col miele. col miele. È proprio col miele. Mellis Ma pensa. è una derivazione del nome dell'ape mellifera ligustica. Ma quindi il miele lo metti dentro la birra? Lo metto proprio dentro la birra. Adesso vuoi sentircela ancora però. Ha un gusto di miele delicato, Lo senti, però non è invadente. però non è invadente, esatto. È fatta proprio con il miele del nostro parco naturalistico archeologico Valle del Menaro. Eccezionale. Dennis Bovalenta, foglia rubia, bovolone. 100 ne pensa e 100 ne fa. Scusi, lo conosci quella persona lì? Secondo me si è intrufolato per bere, ha sentito Eh. miele e si è intrufolato per bere. Eccolo. Stefano, lo conosco, è Nico Dalla Via, un mio carissimo amico. No, ma lo conosco anch'io. Nico, perché sei qua? Perché con Dennis, oltre ad avere un rapporto di amicizia, stiamo intraprendendo un rapporto di collaborazione e stiamo cercando di produrre una birra con i grani antichi. Quindi si mettono insieme due professionalità. Certo, Ah, si chiama economia circolare. Stiamo facendo una sinergia collaborativa per produrre un prodotto unico. Ovviamente abbiamo scherzato, sono due grandi professionisti. L'ispirazione per questa sinergia è nata anche grazie alla Festa dei Sapori di San Martino che si svolgerà a Legnago dal 9 al 12 novembre. E lì, insomma, si comincerà questo percorso insieme. Si uniscono due storie. La tua, quella dei grani antichi, da dove parte, Nico? Parte da un chicco di grano, piccolissimo ma con una forza di muovere il mondo. E riscoperti circa 9 anni fa, li stiamo coltivando nella pianura veronese con successo. Cosa hanno di più rispetto alle varietà attuali? I profumi, i sapori, le caratteristiche organolettiche, la non chimica, perché non tollerano la chimica, quindi seminiamo, raccogliamo senza l'utilizzo di pesticidi, fungicidi e concimi chimici. Siete partiti in pochi contadini, in pochi ettari, oggi a quanto siete? Oggi siamo a più di 100 ettari, la produzione è standard, ma abbiamo la qualità, abbiamo un'eccellenza, un prodotto da distribuire nel territorio che sta diventando piano piano virale. Sotto quale forma? Sotto panificati, prodotti lievitati e non, dolci e come base di tutto le farine ottenute da grano macinato a pietra. C'è una riscoperta di questi antichi sentori, c'è la voglia di tornare alle origini da parte del pubblico, quello che magari conosce meno le origini. C'è un riscontro più che positivo, non è solo una moda, ma è un'esigenza. Abbiamo bisogno di nutrirci, non più di mangiare. E i grani antichi ci danno questa opportunità. Li troviamo sulle nostre dispense, li troviamo in tavola tutti i giorni, quindi è impossibile non entrare a contatto con il grano. Insomma, Dennis, un'altra sfida. È un'altra sfida, sì, perché per me questo qua è oro, è una materia prima che io posso utilizzare per produrre un'altra birra. Ma sono curioso però, perché i nomi delle tue birre richiamano i luoghi tipici di Bovolone. Questa qua sarà una sorpresa, Stefano, adesso vuoi sapere anche troppo. È un modo per dire che non hai ancora pensato al nome? Non l'abbiamo ancora pensato, ma ci stiamo lavorando io e Nico. E quali saranno allora i passi che dovrete compiere adesso? Sicuramente sarà quella di toccarlo con mano, entrerà in birrificio e studiando proprio la ricetta riscoprirò una birra dai sapori speciali, particolari, con sicuramente è un cereale che avrà una carica proteica maggiore rispetto a un orzo. Certo. E quindi ci sarà più schiuma, ci saranno più proprietà organolettiche. Ma poi bisognerà pure accompagnarla o consigliarla a qualcosa. Ma sicuramente
Anche a questa. Nico, Eccola si è qua. buttato avanti il buon Nico. La pizza sarà questa una delle cose che assaggeremo anche alla Festa dei Sapori, no? Sì, sarà proprio questa sinergia che ci porterà a presentare un abbinamento insieme a Dennis, pizza e birra. Non è una semplice pizza, ma è la pala del contadino. Ah, Profumi, sapori. È la pizza nostra quella che fa croc. beh, allora celebriamolo questo sodalizio. Sicuramente, cin cin. Ragazzi e mi? Ah, lui? niente, quando che mi porti i grani che fa la birra. Mi fa giusto. Però fa intanto giusto. mangiamo, metti. Tanto mangiamo. Ma che la demo, se no fammi mangiare. Ragazzi, Festa dei Sapori, Legnago, 9-12 novembre, Proloco, Vivi Legnago e Comune di Legnago. Cin cin. Cin cin. Bisogna tagliare anche qua adesso, vero? Una mia, una te. Fa giusto, ok. Grazie Nico, sai.